Pippo, mi sembra che ci sia, mi dicono dalla regia, una telefonata. Sì, perché c'è un Verona in difficoltà e noi col bene che vogliamo la squadra giallo-blu abbiamo contattato un mister che del Verona ha fatto la storia per sentire se ha qualche suggerimento da dare a mister Mandorlini. Chi abbiamo in linea? Abbiamo Osvaldo Bagnoli. Ah, Osvaldo Bagnoli, mister, buonasera. Pronto? Sì, mister, buonasera. Attenzione. Buonasera a tutti quanti, buonasera, saluto l'Adalberto, saluto l'Olindo, l'Orfei, saluto tutti quanti, ovviamente che il Gigi e che anche il Pippo, buonasera a tutti. Sì. Mister, buonasera a lei, grazie di essere intervenuto. Grazie a voi, dimmi Pippo. Allora, nel frattempo, mister, la interrompo perché c'è stato Moras che a momenti non sigla un'autorete clamorosa. Il suo tocco in area di rigore sulla conclusione di un giocatore del Modena ha colpito il palo, è rientrato in campo ed è stato agguantato dal portiere Rafael. Quindi Verona che ha rischiato di subire il gol al 22esimo con Moras che ha intercettato una conclusione avversaria. Ho visto. Perché il Verona adesso sta facendo un po' di fatica effettivamente per mettere in piedi la partita, per addressarla, ecco, sì. Quale suggerimento darebbe lei a mister Mandorlini? Ma lascia stare la partita che insomma io chiamavo per un'altra cosa, perché volevo parlare col Sandrino lì, col Trapoletta lì, dove è Sandrino? Inquadramelo un attimo. Salve mister, buonasera. Ciao Sandrino, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. No, niente, volevo domandarti, ma c'è anche la giacca oltre alle braghe di quel colore lì? Perché devo dare un batteso settimana prossima, volevo sapere per prenderla, capito? So La giacca ce l'ha Alberto, ce l'ha. Quel rosa pallido lì, ecco, volevo sapere. Beh, mister, io penso che sia una sartoria questa che serve Sandrino. Vabbè, assolutamente sì. Da Assolutamente 0,12, sì. Da 0,12 Benetton è tutto. 0,10 anche. No, comunque insomma, a parte tutto quanto io spero che insomma adesso il Verona e Serradrise perché ovviamente tecnicamente siamo un po' più superiori. L'ho visto nel secondo tempo un po' in acqua, però ecco, insomma, secondo me questo cambio qua che l'ha fatto col Martigno lì, con l'Alfredson, che lo vedo ancora un po' indietro di preparazione, ecco, insomma, forse essendo islandese fa fatica questo caldo qua, ecco, Grazie per questo suggerimento, mister. Buona estate. E grazie ovviamente l'applauso a Beppe Bifido che bravissimo nelle sue imitazioni.